Furto nella notte a Favara di 120 metri di cavo dell'Enel che lascia al buio un'intera contrada. L'interruzione di energia elettrica ha interessato la contrada Sant'Anna in periferia a Favara. Intorno a luna di notte diverse le abitazioni rimaste senza corrente. Tempestivo l'intervento dei tecnici dell'Enel che dopo alcune ore di lavoro hanno ristabilito parzialmente la linea. Senza corrente per diversi giorni invece resterà la zona che dall'edicola dedicata a Sant'Anna scende verso la contrada Lucia. Quello del furto dei cavi elettrici per l'estrazione del rame è un problema dilagante che, specie negli ultimi periodi, interessa diverse zone del territorio. Noi sul posto abbiamo incontrato il caposquadra dell'Enel Giuseppe Di Blasi ed il tecnico Gaetano Cavaleri che ci hanno spiegato che questo genere di furti non vengono commessi in tempi rapidi. Infatti, secondo i due dipendenti dell'Enel, l'assenza di adeguati controlli da parte delle forze dell'ordine porterebbe i ladri a scaglionare in più periodi il lavoro di troncamento dei fili e la successiva asportazione. Operazioni illecite che sempre, secondo quanto riferitoci dagli stessi tecnici dell'Enel, nei mesi scorsi hanno visto rubare circa 600 metri di cavi in contrada Poggio di Conte e 420 in contrada Misilina.